Ancora caldino, eh. E non è proprio... Mettiamo questo. Essere questo. Vediamo. Questi sono tutti i ritratti che ho iniziato diversi mesi fa e li ho annullati. Vedi che non c'è, si può dire che non c'è più il ritratto. Non riesco a dargli un senso. Ecco qua. Il ritratto c'è anche, però poi non mi piace. Vabbè, mi è sempre successo questa cosa del ritratto, sembra una cosa molto combattuta. Però quest'ultimo periodo tendo ad andarci troppo sopra, sino a che poi lo perdo. Non c'è più la... il motivo un po' mi sfugge, un po' riesco anche a capirlo, però è... Però è un mistero un po'. E questo è un autoritratto, che però non lo distingui più, non c'è più, può dire che non... Quindi sono costretto ad annullarlo, ormai l'ho... Adesso facciamo un tentativo, non è che riesca al 100%, anzi. Adesso tu mi stai riprendendo, altrimenti facevo il tuo ritratto. E quindi non è possibile, almeno in questo momento. Poi ci sarà un altro momento in cui lo posso fare. Ritento, ricomincio. Allora. No, già ci vuole più materia.
poteva farlo. Come vedi, Domenico, mentre dipingo c'è una certa urgenza mentre lo sto facendo. Vedi che uso un pennello solo, invece dovrei usarne più di altri. Non mi ricordo neanche che devo cambiare il pennello. Talmente è immediato, insomma, quello che voglio ottenere. Capito? Perché se mi sfugge è fatta. Devo starci sopra e lo perdo. Invece mi sa che quasi per un puro miracolo mi ci sto avvicinando, insomma. È un termine tedesco che si chiama Stimmung, che vuol dire stato d'animo. Quindi io devo essere veloce nell'esecuzione, perché sto esprimendo uno stato d'animo. Veloce nell'esecuzione, perché se vengo attanagliato da un particolare o un dubbio, rischio di perdere questa cosa, faccio altro. E forse alla base della mia insoddisfazione c'è proprio questo, perde in continuazione quest'attimo, capito? E quello mi porta... Siccome ci sei tu, no? E quindi mi sento quasi non condizionato, ma costretto a fare bene. E quindi quello che magari se fossi stato solo sarei andato un po' uno stato d'animo già diverso e con molte probabilità non avrei già raggiunto questo risultato. Capito? Da notare che uso solo, come hai visto, un colore che quasi quasi ho improvvisato, cioè senza pensare se è più adatto quello o quell'altro. Questo per dire che c'è un'urgenza, come ho detto prima. Ho voluto vedere me stesso come un Cristo. In questo momento, non che debba paragonarmi a un grande rivoluzionario come è stato il Gesù Cristo, però quello sentirti addosso una sorta di responsabilità anche di quello che sta succedendo e che lo vivi in prima persona, come se, con tutto il rispetto di chi invece naturalmente lo sta vivendo sulla sua pelle. Però c'è questo... Nel fare questo però non voglio essere così esplicito, non faccio un Cristo, capito? Non voglio fare un Cristo. Deve essere il mio ritratto. No, fermati, vedevo fatta la cazzata adesso. Vedi? Il rischio di perderlo in un attimo. E qualche cosa l'ha perso in un secondo. Quello che conta non è tanto un'idea classica del ritratto, ma è quello di esprimerlo e basta. Cioè tu hai l'urgenza, come ho detto prima, di esprimere uno stato d'animo, quindi fallo. Cioè con tutti i mezzi che hai, possibilmente usando
pochissimi mezzi, capito? Qui ho usato un nero e un grigio e un carboncino per disegnarla. Ecco, questo secondo me è un modo di rispondere a quella domanda che la contemporaneità ci pone tutti i giorni. Che senso ha fare un ritratto? Perché faccio un ritratto? Capito? Come va fatto questo ritratto? Come devo rispondere insomma, alla domanda storica? Capito? Qual è il ritratto della mia società? E lo ritengo finito. Se più lo tocco, più la credo di... Che dici, lo datiamo? Stiamo vivendo è una data triste la nostra, pericolosa. Facciamola. Non lasciamolo sospeso nel tempo. Vabbè. Così questo spazio, che è uno spazio non reale, diventa quasi parete con questa cosa, dove io ho inciso questa cosa già più interessante. Che un'altra cosa che ho fatto in tutti questi è che non sono in una realtà precisa, è una realtà punto interrogativo. Capito? Non si sa, non è né un paesaggio, non è una cosa, sembra quasi un'immagine vista in uno spazio, capito? Non c'è, e questo è voluto lo stesso, voluto, cioè eh, eh, alla ricerca, di uno spazio ben preciso, che può essere anche il nostro paesaggio, però c'è la ricerca, ancora non è definito questa cosa. Quindi dicevamo,